tuoi passi che arriva sulla porta. Basta bussare, io aprirò per te, Gesù. Basta bussare, io aprirò per te, Gesù. Le mie vesti bianche le ho già messe per te, sono qui che ti aspetto, vieni, balla con me, Maranatha, Maranatha. Le mie candele sono accese, sono qui che aspetto i rumori dei tuoi passi che arriva sulla porta. Basta bussare, io aprirò per te, Gesù. Basta bussare, io aprirò per te, Gesù. Le mie vesti bianche le ho già messe per te, sono qui che ti aspetto, vieni, balla con me, Maranatha, Maranatha. Le mie vesti bianche le ho già messe per te, sono qui che ti aspetto, vieni, balla con me, Maranatha, Maranatha. Maranatha, Maranatha. Hai fuoco negli occhi, io non immaginavo. Tu sei bellissimo, tu sei bellissimo. Io apro la porta al mio sposo amato, puoi abitare qui, puoi abitare qui. Hai fuoco negli occhi, io non immaginavo. Tu sei bellissimo, tu sei bellissimo. Io apro la porta al mio sposo amato, puoi abitare qui, puoi abitare qui. Hai fuoco negli occhi, io non immaginavo. Tu sei bella.
vesti bianche le ho già messe per te. Sono qui che ti aspetto, vieni, balla con me, Maranatha, Maranatha. Le mie vesti bianche le ho già messe per te. Sono qui che ti aspetto, vieni, parla con me. Maranatha. Sì, Signore, sì. Ora vieni, mio Gesù, Ora vieni, Signor Gesù. la terra chiama te. La terra chiama il tuo nome. Ora vieni, mio Gesù. Ora vieni, che sia La terra chiama, oh, la terra chiama, 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 vieni, vogliamo vedere il cielo qui. La terra chiama, oh, la terra chiama, 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 vieni, vogliamo vedere il cielo qui. che sia oggi, Sia oggi, sia adesso, vieni versa il tuo spirito. Che sia oggi, sia adesso, vieni versa il tuo spirito. Che sia oggi, sia adesso, vieni versa il tuo spirito. Che sia oggi, che sia adesso, vieni versa la Chiesa. Che sia oggi. Sia oggi, che sia adesso,
sia con tutti noi, che la pace di Yeshua sia nei nostri cuori, che la pace di Yeshua, la vera pace, la pace che abbiamo bisogno, la pace che il mondo ha bisogno, sia dentro dei nostri cuori, in nome di Yeshua, in nome di Yeshua. Ti ringraziamo, mio Gesù. Amen. Siamo sicuri che lo Spirito di Dio è qua presente in mezzo a noi questa sera. Sono certo che tutti noi abbiamo già potuto sentire questo Spirito, uno Spirito che ha preparato un cuore in noi pronto per ricevere qualcosa da parte di Dio. Ma prima di passare al momento della parola, io voglio invitarti a prendere la tua decima, la tua offerta e fare una preghiera per ciò che tu hai separato oggi da portare alla casa del Signore. Che ciò che oggi tu hai deciso di portare possa essere il meglio che c'è nel tuo cuore. La parola di Dio ci dice che Dio ama un donatore gioioso. Allora che in questo momento con gioia tu possa offertare alla casa del Signore. Come sempre ci sarà una nostra missionaria là dietro pronta ad aiutarvi con le vostre offerte. E tu che hai portato la tua moneta, la tua busta, puoi portarla qua davanti. Ma la nostra preghiera in questo momento è che tutto ciò che noi portiamo alla casa del Signore possa essere usato al meglio per la sua opera. Abbiamo visto come Dio sta agendo in mezzo a noi, le grandi cose che sta facendo, e sono sicuro che tutto questo fa parte anche della contribuzione che tu hai potuto dare all'opera di Dio. Quindi preghiamo in questo momento che ancora tutto ciò che noi portiamo alla casa del Signore possa essere usato al meglio per la sua Chiesa, e che allo stesso modo Dio possa far prosperare la nostra casa, ogni casa qua rappresentata, prosperare sia materialmente ma ancora di più della presenza di Dio nel nostro mezzo. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento, Signore, noi porteremo a te le nostre decime, le nostre offerte, Signore, ciò che tu hai messo nel nostro cuore, ciò che ci hai fatto separare, Signore, le nostre primizie, ciò che con gioia noi vogliamo portarti. Abbiamo passato, Signore, dei minuti alla tua presenza, un tempo in cui il tuo Spirito ha lavorato in mezzo a noi, e io ti chiedo, Signore, di ricevere quest'altra forma di adorazione che noi vogliamo portarti in questo momento. Ma allo stesso modo, Signore, io ti chiedo che tutto ciò che oggi entrerà nella tua casa, sotto il punto di vista materiale, possa essere sfruttato per la tua opera, Signore, su questa terra al meglio. Io ti chiedo, Signore, anche di benedire ogni casa qua rappresentata, Signore, che il tuo amore, che la tua pace, Signore, siano con noi, e secondo la tua volontà, che la tua prosperità possa riempire le nostre case. Io ti prego per questo nel nome di Gesù. Amen. Tu sei Dio, sei agnello, santo sei, Signore, e al tuo trono un canto nuovo innalziamo a te. Santo, 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 e ti
prima di passare la parola vogliamo dare qualche avviso di questa settimana. Come sempre c'è il nostro culto in casa che ricominciamo dopo alcune settimane di stop a causa dei lavori, mercoledì. C'è anche la nostra sala di intercessione il sabato alle 7:30 come ogni settimana. Ma questa settimana vogliamo dare un altro avviso molto speciale, molto particolare, l'abbiamo già dato anche la settimana scorsa, ma ancora una volta quando siamo in tempo di battesimi è bello rallegrarsi tutti quanti insieme. Per questo motivo io vorrei chiamare nuovamente qua sul pulpito la nostra sorella Goya, il nostro fratello Gideon e anche il nostro fratello Christian, affinché la Chiesa possa fare un'ulteriore preghiera per queste 3 persone che domani entreranno nelle acque del battesimo. Possiamo riceverli con un bel applauso. Domani siete tutti quanti invitati, non saranno soltanto loro 3 presenti, se così fosse non ci sarebbe bisogno di fare il battesimo, no? Perché il battesimo è una testimonianza pubblica di una scelta che noi abbiamo già fatto dentro il nostro cuore. Quindi è buono che tutta la Chiesa sia presente per testimoniare di questa scelta che loro hanno compiuto. Domani alle 10 di mattina saremo a Sirmione, la località è Punta Gro. Guardo Sandro perché Sandro mi conferma sempre se è Punta Gro. È Punta Gro, molto bene. Quindi domani mattina alle 10 saremo lì tutti quanti. Chi ha possibilità di arrivare anche prima è ancora meglio, così prendiamo il posto e così riusciremo a passare una bellissima giornata tutti quanti insieme. Dopo il battesimo ci sarà un momento di comunione, so che ci si sta già organizzando per questo momento e sarà una bella giornata da passare tutti insieme al lago. Quindi domani siete tutti invitati alle 10 per il battesimo di questi nostri 3 fratelli. Ma in questo momento io ti chiedo gentilmente di alzarti in piedi per fare una preghiera per loro. Preghiamo perché Dio possa confermare ancora di più nel loro cuore questa scelta che hanno già fatto e che domani saranno lì per dimostrare e testificare che loro hanno scelto Gesù come il loro Signore e Salvatore. Amen. Padre, nel nome di Gesù, io voglio pregarti in questo momento insieme a tutta questa Chiesa per questi tuoi figli e questa tua figlia, Signore, Christian, Goya, Gideon, che tu hai scelto, Signore, che tu hai separato e che loro, Signore, hanno ricambiato, scegliendo anche loro te come il loro unico e sufficiente Salvatore. Io ti chiedo, Dio, che tu possa ancora di più rafforzare questa fede nel loro cuore e questa scelta che hanno fatto domani nel giorno del loro battesimo, Signore, che possano vedere anche loro i cieli aperti su di loro e te, Signore, battezzandoli con lo Spirito Santo. Io ti prego, Padre, nel nome di Gesù per questi tuoi 3 figli e questa figlia, Signore, che tu possa benedire questa loro camminata cristiana, che domani non sia un arrivo, ma che sia l'inizio della loro nuova vita. Io ti prego per questo nel nome di Gesù. Amen. Prego. Amen. E non c'è il banner ancora, però mi è stato ufficializzato anche che per tutte le nostre donne il giorno 1 di ottobre ci sarà il nostro tè delle donne, quindi tutte le donne sono invitate il giorno 1 ottobre al tè delle donne della nostra Chiesa. Amen. Nelle prossime settimane vedremo sicuramente anche il banner di questo. Potete sedervi perché prima di passare la parola abbiamo da passare un video. Si può spegnere le luci queste qua? I spin my records on a Sunday before I get myself to church. I put on my best fit, your song got me dancing. I cannot wait to get out the door. We're going to the house of the Lord. Where we going, everybody? Where we going? We're going to the house of the Lord. We're going to the house of the Lord. I'm gonna run to the sanctuary. I'm gonna
Amen. Per chi non fosse stato di là, per chi non avesse avuto l'occasione ancora di andare di là, abbiamo una nuova sala dei bambini, tutta riformata, ristrutturata. Ogni lavoro ha il suo termine, ma in questa chiesa quando finisce un lavoro ne comincia un altro praticamente il giorno dopo, per la gioia delle nostre tesoriere che vedono soldi uscire dappertutto, ma finché Dio li fa entrare possiamo farli uscire, è sempre per l'opera di Dio. Ma c'è una saletta nuova, i nostri bambini potranno essere ben accolti in questo posto, le nostre maestre sicuramente saranno anche più gioiose di fare una lezione lì dentro e piano piano sicuramente la condizione anche dei nostri kids sarà sempre migliore per avere il loro spazio, il loro momento di cultuare al Signore, anche loro nella loro scuola dei kids. Ma vi prego dopo, se non l'avete ancora vista, andate a fare un salto nella nostra saletta dei bambini. Amen. Vedete com'è gioioso di tornare nella sala dei bambini? O forse il fatto che è scappata è preoccupante. Amen. Volevo anche raccontarvi questa piccola testimonianza di come Gostaria de contar essa pequena testemunhança Dio fa le cose in un modo perfetto. em como Deus faz as coisas no modo perfeito. Avevo detto 2 o 3 settimane fa Eu disse 2, 3 semanas atrás che Dio fa le cose in modo perfetto. que Deus faz as coisas no modo perfeito. Lui miracolosamente ci aveva dato la possibilità finanziaria Ele milagrosamente nos deu a possibilidade financeira di fare il tetto de fazer o teto, e di fare il pavimento del tempio. de fazer o chão do templo. Questo nel giro di una settimana. Isso em giro de uma semana. Ma avevo detto che Dio ci aveva fatto prosperare a tal punto, Mas eu disse que Deus nos fez prosperar em um modo successivamente a una preghiera, que nós, depois de uma oração que nós fizemos, che ci aveva dato anche il materiale per fare la parte di là. e que nos deu também o material para fazer a parte de lá. Quando ho detto questo, Quando eu disse isso, sinceramente, sinceramente, temevo un po' nel mio cuore eu temia no meu coração che non avremmo avuto veramente il materiale per fare tutta la parte di là. que não conseguiríamos fazer toda a parte de lá. Pensavo che avremmo fatto sicuramente il corridoio e parte della stanza dei bambini, Eu pensei que nós poderíamos fazer o corredor e uma parte da sala das crianças. perché avevo visto quanti pezzi di pavimento venivano buttati via per fare tutto quanto. E eu tinha visto que vários pedaços de laminado vinham jogados fora porque tinha que fazer os cortes. E stavo già pensando come potremmo fare l'ultima parte della sala dei bambini. E eu pensei como nós poderíamos fazer a última parte da sala das crianças. Ma ieri sera, Mas ontem à noite, quando io e Andrea eravamo qua a finire il pavimento, quando eu e André estávamos aqui fazendo o chão, abbiamo messo un asse dopo l'altra hemos colocado um laminato depois do outro. e siamo arrivati alla fine Nós chegamos no final che ci mancavano 4 assi da mettere, que faltavam 4 laminados para colocar. ma noi ne avevamo 6. Nós tínhamos 6. Quindi veramente in un modo perfetto Então, no modo perfeito, siamo riusciti a fare il pavimento. nós conseguimos fazer o chão. Questo è quando Dio lavora in un modo perfetto. Isso é quando Deus trabalha em modo perfeito. Le altre 2 assi le teniamo se c'è qualche ritocco da As fare. outras 2 que sobraram, nós vamos guardar para Vabbè. qualquer emergência. Mas não foi só isso. Pode traduzir para mim, por favor, pastor? Não foi só isso. Ma non è stato solo questo, Porque muitas das vezes nós começamos um projeto perché molte volte noi iniziamo un progetto e nós pensamos, nós vamos gastar tanto. e noi pensiamo, noi spenderemo un tot, Mas nós arrumamos uma parte ma noi abbiamo fatto una parte e nós achamos um defeito na outra parte. e noi abbiamo trovato difetti da un'altra parte. Então nós continuávamos a andar ir no Bricoman comprar alguma coisa para sistemar, para ficar perfeito. E quindi noi continuavamo ad andare al Bricome a comprare delle cose per far sì che fosse tutto perfetto. Mas Deus, ele ouve nossas orações Ma Dio ha ascoltato le nostre preghiere em um modo em que nós não possamos entender. in un modo che noi non possiamo capire. 2 semanas atrás, nós fomos, uma semana atrás, Una settimana fa
nós fomos no IKEA, noi siamo andati all'Ikea porque eu disse, eu quero umas mesas grandes para as crianças. perché ho detto io voglio dei tavoli grandi per i bambini, Porque as mesas pequenininhas eram muito pequenas para as crianças. perché avevamo dei tavoli piccoli ma erano molto piccoli. Mas se nós fôssemos comprar as mesas Ma se noi avessimo comprato i tavoli e as cadeiras, e le sedie nós gastaríamos mais ou menos 1.000 euros. avremmo speso quasi 1.000 euro. Mas nós tornamos o IKEA, né? A Rose veio com a gente, está de prova. Noi siamo tornati dall'Ikea, la Rose era insieme a noi come testimonianza E eu falei assim, Jesus, e io ho detto così: Gesù, eu preciso das mesas. io ho bisogno di questi tavoli. Então eu fui olhar naquele Te lo regalo, você vem aprender, não só você. Allora sono andato su quel gruppo Te lo regalo se vieni a prenderlo, E ali eu vi alguém que tinha colocado e lì ho visto una persona che aveva messo aquela mesa que vocês estão vendo ali dentro quei 2 tavoli che adesso vedete lì dentro 3 dias atrás. 3 giorni fa. E eu, uau, Wow, esse é perfeito para a sala das crianças. questo è perfetto per la sala dei bambini. Mas se vocês sabem bem, depois de 10 segundos não tem mais. Ma sapete che questi annunci dopo 3 secondi non ci sono più. Mas eu escrevi para o homem e ele falou, não, tá aqui ainda, se vocês quiserem me pegar de vocês. Io comunque ho scritto alla persona e lui ha detto che era ancora lì i tavoli e quando volevamo potevamo andarli a prendere. Então aquelas mesas ali foi um presente do Senhor. E quindi questi tavoli sono stati un regalo di Dio. Na medida certa, Nella misura giusta. é vero, Grace, eu falei, eu quero umas mesas grandes. È vero, Grace, che voleva dei tavoli grandi E o Senhor nos deu. e Dio ce li ha dati. Nós queríamos comprar cadeiras novas para as crianças. Eu falei, não, a gente não vai combinar essas cadeiras escuras numa sala que é verde e azul. Noi volevamo prendere delle sedie nuove perché non volevamo mettere queste sedie scure là per i bambini. Mas cada cadeira custaria mais ou menos 35 euros. Ma ogni sedia sarebbe costata quasi 35 euro. Eu fui no Subito.it e achei por 12 euros as cadeiras perfeitas. Io sono andato su un sito e ho trovato per 12 euro le sedie perfette. A tinta que vocês vêem naquela parede La tinta che vedete sui muri é a cor que nós queríamos. è il colore che noi volevamo E por sorte, digamos, e per fortuna, diciamo così, mas nós sabemos que com Deus não tem sorte, né? ma noi sappiamo che con Dio non c'è la fortuna. Aquelas tintas de 38 euros Quella pittura di 38 euro custava 9,90. costava 9,90. Nós compramos latas de tinta que custava 3 euros. Abbiamo comprato scatole di pittura che costavano 3 euro. E eu penso que Deus, E io penso che Dio, em todos os projetos que nós fazemos, in ogni progetto che noi facciamo, onde nós colocamos a nossa fé em dove noi ação, mettiamo la nostra fede in azione, Deus nos abençoa. Dio ci benedice. Uma amiga minha de uma outra igreja disse: Una nostra amica di un'altra chiesa ha detto: vocês têm um povo muito abençoado, voi avete un popolo molto benedetto, porque vocês reformaram uma igreja inteira em um mês. perché voi avete riformato una chiesa intera in un mese. E como vocês fazem para que eles deem tanto dinheiro assim para a igreja? Come fate affinché le persone diano tanti soldi così alla chiesa? Eu disse: não é dinheiro, é fé. E io ho detto: non sono soldi, è fede. Porque através da nossa fé Deus está agindo. Perché attraverso la nostra fede Dio sta agendo. Nós não temos nenhum miliardário dentro dessa igreja. Nós não temos nenhum miliardário dentro dessa Noi non igreja. abbiamo nessun miliardario dentro la chiesa, Mas temos pessoas que colocam a fé neste lugar. ma abbiamo persone che mettono la loro fede in questo E luogo. eu sempre disse que o ministério infantil é o ministério mais importante da Io igreja. ho sempre detto che il ministero dei bambini è il più importante della Se nós chiesa. queremos ser uma igreja forte, nós precisamos investir nas crianças. Se noi vogliamo essere una chiesa forte, noi dobbiamo investire sui bambini. Eu lembro de coisas, todas as coisas que vieram ministrado na vida dos seus filhos, eles vão lembrar para o resto da vida. E io dico che tutte le cose che vengono ministrate nella vita dei nostri figli, loro se le ricordano per tutta la vita. Mas você pode dizer, mas os meus filhos cresceram e se desviaram. Você pode dizer, meus filhos Tu cresceram. puoi dire: i miei figli sono cresciuti, si sono deviati. Mas tem uma coisa Ma c'è una cosa que a Bíblia diz, che la Bibbia dice: que tem algo que nos porta à memória, aquilo que nos dá esperança. che dobbiamo portare alla nostra memoria ciò che ci dà speranza. E tudo aquilo que eles estão vivendo ali. E tutto ciò che stanno vivendo lì. Dia, quando eles forem jovens, Un giorno, quando saranno giovani, quando eles são adultos, quando saranno adulti e se eles se distanciarem da presença de Deus, e si distanzieranno dalla presenza di Dio, Deus vai trazer à memória aquilo que eles aprenderam. Dio porterà alla loro memoria ciò che hanno Eu creio imparato. nisso. Io credo in questo. Então, ore e abençoe o ministério infantil, Quindi prega e benedice il ministero dei porque é bambini, através dele que essa igreja vai crescer. perché
attraverso di loro che questa Chiesa crescerà. Amém? Amen. 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 Preghiamo. Oramos. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento noi passiamo al tempo della tua parola. Io ti chiedo che questa parola, Signore, possa ministrare i nostri cuori, possa portare una trasformazione alle nostre vite, mettendo radice, Signore, dentro di noi, una radice che possa portare un buon frutto, Signore, molto frutto, affinché tu possa essere glorificato in questo. Io ti chiedo, Dio, di perdonare, Signore, ogni peccato mio, Signore dell'Andrea, affinché possiamo essere strumenti adatti per far sì, Signore, che oggi il tuo spirito e la tua volontà possano essere compiuti in questo luogo. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Vi chiedo di aprire le vostre Bibbie nel Vangelo di Matteo, Mateus, al capitolo 11. capítulo 11. Leggerò dal versetto 7 in avanti. Do versículo 7 em avante. Ok. Amen. Domani ci saranno i nostri battesimi, come abbiamo detto, e quindi come ogni anno cerco di fare, Amanhã vai ter nosso batismo. E como todos os anos, cerco sempre il culto prima dei battesimi, eu procuro todos os cultos antes do batismo di portare una parola che sia inerente a questo tema. de trazer uma palavra que seja colegado a esse tema. Quando noi parliamo di battesimi, Quando nós falamos de batismo, per forza Por noi parliamo forza. anche di salvezza. nós falamos também de salvação. C'è scritto nella parola di Dio che chi crede Está escrito na palavra de Deus que quem crê e sarà battezzato e for batizado sarà salvato. será salvo. Quindi il battesimo Então o batismo è qualcosa che porta alla salvezza. é algo que nos traz a salvação. E la parola che voglio portare oggi ci parla di questo. E a palavra que eu quero trazer hoje nos fala disso. Matteo 11 dal versetto 7 in avanti dice così: mentre essi se ne andavano, Gesù cominciò a parlare di Giovanni alla folla, di Giovanni Battista, e disse: che cosa andaste a vedere nel deserto? Una canna agitata dal vento? Ma cosa andaste a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Ecco, quelli che portano vesti morbide stanno nei palazzi del re. Ma allora cosa andaste a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, è più che un profeta. Egli è colui del quale è scritto: ecco, io mando davanti a te il mio messaggero, che preparerà la tua via davanti a te. In verità vi dico che tra i nati di donna non è sorto nessuno maggiore di Giovanni il Battista, eppure il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Mi fermo un attimo, faccio tradurre questa parte e poi leggiamo gli ultimi due versetti. Ao partirem, Jesus começou a falar às multidões a respeito de João. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas o que fostes ver? Um homem trajado de roupas finas? Aqueles que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo, é muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: estou enviando à tua frente o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de ti. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior que João Batista.
Ok. Versetto 12 in avanti. Vi prego di ascoltare me, anche se la versione è uguale, e poi per chi capisce solo il portoghese, di ascoltare quello che dice l'Andrea, che è diverso da quello che forse vedrete scritto lì. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono, poiché tutti i profeti e la legge hanno profetizzato fino a Giovanni. Se lo volete accettare, egli è l'Elia che doveva venire. Chi ha orecchi, oda. E desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu é tomado à força, e os que se utilizam da força apoderam-se dele, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é ele o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Ok, ho voluto leggere tutti questi versetti Eu quis ler todos esses versículos per dare un contesto a quello che invece è proprio il versetto che ci interessa questa sera. para dar um contexto no versículo que nos interessa nessa noite. Questo testo ci parla di Giovanni Battista. Esse texto nos fala de João Batista. Gesù sta parlando con i suoi discepoli Jesus está falando com seus discípulos. e dicendo a loro: chi siete andati a vedere nel deserto? E Jesus disse: quem vocês foram ver no deserto? Riferendosi a Giovanni Battista. Que se referiu a João Batista. E infine gli dice Enfim, diz che sono andati a vedere un profeta. que eles dizem que foram ver um profeta. Anzi, non un semplice profeta, Não um simples profeta, ma il più grande tra i nati di donna. mas o maior nato de Madonna. Ma a un certo punto arriva a dire una frase, Mas a um certo ponto ele chega a dizer uma frase, che è il versetto 12, que é o versículo 12, che dice così: dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora, que diz assim: do dia de João Batista até agora, il regno dei cieli è preso a forza o reino dos céus é tomado à força, e i violenti se ne impadroniscono. e os que se utilizam de força apoderam-se dele. Sono diverse settimane, un po' di tempo in realtà, che sto studiando questo versetto. São várias semanas, um pouco de tempo que eu estou estudando esse versículo. Avevo già anche commentato qualche giorno fa con Andrea, con la Rose, forse quando siamo andati là all'Ikea, Eu comentei alguns dias atrás com a André e com a Rose che stavo studiando proprio questo que eu versetto, estava estudando esse versículo. perché non è un versetto di così facile interpretazione. Não é um versículo de tão fácil interpretação. Normalmente, Normalmente, quando noi andiamo a leggere questo versetto, quando nós lemos esse versículo, quello che io ho quasi sempre sentito predicare sui pulpiti, aquilo que eu sempre ouvi pregar no púlpito, e probabilmente anche la maggior parte di noi, e provavelmente todas nós, è che questo versetto, é que esse versículo, in cui viene detto che il regno dei cieli è preso a forza em que diz que o reino dos céus é tomado à força, e i violenti e chi fa forza se ne impadronisce, e os que utilizam de força se apoderam dele, significa è qualcosa in ambito di fare delle opere, no? Dizem que é igual a fazer obras. Cioè quelli che fanno forza, quelli che sono violenti per entrare nel regno dei cieli, Dizem que aqueles que fazem força, que são violentos para entrar no reino dos céus, è perché fanno cose per entrare nel regno dei é que cieli. fazem coisas para entrar no reino do céu. Ma è altrettanto vero Mas é também verdade che questa non può essere l'interpretazione più corretta di questa frase. que isso não pode ser a interpretação mais correta dessa frase. Perché quando si parla di salvezza, Porque quando se fala de salvação, quando si parla di entrare nel regno dei quando se cieli, fala de entrar no reino dos céus, le opere as obras non devono interessarci. não devem nos interessar. C'è scritto Está escrito in Efesini 2, em Efésios 2, infatti è per grazia che siete stati salvati, porque pela graça sois salvos, mediante la fede. por meio da fé. E questo non viene da voi, ma è un dono di Dio, E isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. non in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe. Quindi la salvezza Então a salvação viene per grazia vem por graça, attraverso la nostra fede através da nossa fé, e non per le e opere. não pelas obras.
Quindi quando noi leggiamo questo versetto che il regno dei cieli è preso a forza, Então, quando nós lemos esse versículo que o reino dos céus é tomado à força, non significa che chi entra nel regno dei cieli não significa que quem vai entrar no reino dos céus è qualcuno che fa delle buone opere. é alguém que faz de boas obras. Ma allora cosa significa questo versetto? Então, o que significa esse versículo? Forse abbiamo già in questi primi minuti Talvez nós, nesses pequenos minutos, abbiamo già abbattuto nós já derrubamos delle idee che magari passavano nella nostra testa. de algumas ideias que nos passavam sobre a nossa Perché mente. molte volte questo versetto è interpretato così. Porque muitas vezes esse versículo é interpretado assim. Una delle interpretazioni teologiche Uma das interpretações teológicas, che all'interno di questi studi che sto portando avanti da alcuni tempi através desses estudos que eu estou levando avante, ho incontrato, eu encontrei, è che questo versetto in realtà vuol dire tutt'altra cosa. é que esse versículo quer dizer totalmente outra coisa. Vi leggo anche questo stesso versetto da un'altra traduzione. Eu leio esse versículo de uma outra tradução. Lo leggerò sia in italiano che Andrea lo leggerà in portoghese da un'altra traduzione ancora. Ele vai ler em italiano e eu vou ler em português de uma outra tradução também. La Bibbia, la versione interconfessionale in italiano dice così: dal tempo di Giovanni il battezzatore fino ad oggi il regno di Dio incontra opposizione perché i violenti vi si oppongono. Quindi, ok, vedete che è tutt'altra cosa da quello che abbiamo detto prima. Prima abbiamo detto che il regno di Dio prima ho detto che il regno di Dio è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono. Olhem que esse é totalmente diferente do que eu li antes. Esatto, prima abbiamo detto che il regno dei cieli è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono. Antes nós dissemos que o reino de Deus é tomado à força e os violentos tomam posse. Invece qua dice che il regno di Dio incontra opposizione Ao invés aqui diz que o reino de Deus encontra oposição, perché i violenti vi si oppongono. porque os violentos Gli vanno contro. vão contra. Quindi sono proprio due cose completamente diverse. São duas coisas diferentes. Vediamo in portoghese la nuova versione trasformadora. Em português, a nova versão transformadora diz assim: desde os dias em que Jesus pregava, o reino dos céus sofre violência e pessoas violentas o atacam. Ok, quindi anche questa versione in portoghese dice che il regno dei cieli soffre violenze Essa versão também em português diz que o reino dos céus sofre violência e persone violente lo attaccano. e pessoas violentas o atacam. Quindi qual è la versione giusta? Então, qual é a versão justa? Perché qua sta parlando proprio di tutt'altro contesto. Aqui está falando totalmente de um outro contexto. Dobbiamo andare a capire un po' il contesto di quello che abbiamo letto. Temos que entender um pouco aquilo que nós acabamos de ler. Prima di tutto è interessante capire una cosa. Antes de tudo, é interessante nós entendermos algo. Quando Gesù dice queste parole, Quando Jesus disse essa palavra, è Gesù che le dice. é Jesus que disse, Ok, non siamo noi. não somos nós. Se oggi noi diciamo dai tempi di Giovanni Battista, Se hoje nós dissermos do tempo de Giovanni de Batista, stiamo parlando di più di 2000 anni fa. nós estamos falando de mais de 2000 anos atrás. Ma quando Gesù dice dai tempi di Giovanni Battista, Mas quando Jesus diz dos tempos de João Batista, sta parlando di una persona che era contemporanea a lui. está falando de uma pessoa que era contemporânea a ele. E probabilmente Giovanni Battista avrà cominciato il suo ministero 10 anni prima di Gesù. Provavelmente João Batista começou seu ministério 10 anos antes de Jesus. Quindi non sta parlando di qualcosa molto lontana. Não está falando de algo muito longe. Sta parlando di qualcosa che era cominciata pochi anni prima, Está falando de algo que era começado poucos anos antes, dai tempi di Giovanni dos Battista. tempos de João Batista. Ok, avendo capito questo, Quando nós entendemos isso, dobbiamo capire che cosa è successo allora dai tempi di Giovanni Battista, quindi da circa 10 anni prima che Gesù dicesse queste quando nós parole. entendemos isso, nós temos que entender o que aconteceu nos tempos de João Batista para que Jesus dissesse isso. Rileggiamo Vamos ler ciò che dice, aquilo que diz. il contesto di tutto quanto. Contexto de tudo isso. Dice che io in verità vi dico che tra i nati da donna non è sorto nessuno maggiore di Giovanni Battista. Em verdade vos digo que nascido de mulher não surgiu
não surgiu outro maior que João Batista. E dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora il regno dei cieli è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força e os que utilizam da força apoderam-se dele. Poiché tutti i profeti e la legge hanno profetizzato fino a Giovanni. Se lo volete accettare, egli è l'Elia che doveva venire. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é ele o Elias que havia de vir. Ok, cerchiamo di fare questa connessione logica. Vamos tentar fazer essa conexão lógica. Andiamo a mettere un po' di logicità nella Bibbia Vamos colocar um pouco de lógica na Bíblia per capire quello che la Vai. Bibbia ci vuole para insegnare. entender o que a Bíblia nos ensina. Cosa significa questo versetto O que significa esse versículo? all'interno di questo contesto? Dentro desse contexto. Dai tempi di Giovanni Battista il regno dei cieli è preso a forza, No ok? tempo de João Batista, o reino dos céus é tomado à força. Secondo quello che questi due ultimi versetti, no, queste due ultime traduzioni Segundo esses dois últimos versículos, duas últimas traduções, ci dicono, nos dizem, sembra che il regno dei cieli ha sofferto delle violenze parece que o reino dos céus sofreu violência dai tempi di Giovanni Battista. do tempo de João Batista. Ma se noi andiamo a leggere il contesto, Mas se nós formos ler o contexto, se noi prendiamo questo versetto così, se nós pregamos esse versículo assim, non ha nessun significato, não tem nenhum significado. perché questo contesto non ci sta parlando di persecuzioni Porque esse texto não está falando de perseguição o di violenze che il cristianesimo, che il regno di Dio stava soffrendo. ou de violência que o reino de Deus estava sofrendo. Qui ci sta parlando di un profeta Está falando de um profeta, che è un grande profeta que é um grande profeta, e dai suoi tempi il E regno dei seus- di Dio è preso a forza e no seu tempo o reino de Deus é tomado à força. e che la legge e i profeti hanno profetizzato fino a lui. E que as leis dos profetas profetizaram até ele. Non ci sta parlando di persecuzioni. Não está falando de perseguição. Quindi questi due versetti Então esses dois versículos, di queste due versioni, dessas duas versões, per quanto letteralmente siano una traduzione corretta, por quanto sejam literalmente a tradução correta, non possono essere idonei al contesto che não noi possam vediamo in ser questo testo. idôneas ao contexto desse versículo. Di questo testo. Allora, come noi possiamo interpretare questi versetti? Então, como nós podemos interpretar esse versículo? Quando inizialmente stavo cercando l'interpretazione corretta, Quando inicialmente nós estávamos procurando a interpretação correta, la mia concentrazione era proprio sul versetto in sé, no? a minha concentração era própria no versículo em si. Ma ho voluto leggere tutto il contesto Eu quis ler todo o contexto, perché l'interpretazione giusta, come abbiamo visto, porque a interpretação justa, como nós vemos, dobbiamo ricavarla dal contesto in cui si trova. nós temos que tirar do contexto em que ela está. E quando noi prendiamo il contesto non significa soltanto i versetti che vengono prima, E quando nós pegamos o contexto, não significa o versículo que veio antes, ma anche quelli che vengono dopo. mas também aquele que vieram depois. Non è che perché vengono dopo non ci devono interessare. Não é porque aqueles que vêm depois não nos devem interessar. Il contesto è tutto ciò che il testo ci propone. O contexto é tudo aquilo que o texto nos propõe. E che cosa ci dice questo contesto? E o que nos diz esse contexto? Dai giorni di Giovanni Battista fino ad oggi il regno dei cieli è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono, poiché tutti i profeti e la legge hanno profetizzato fino a Giovanni. No tempo de João Batista, Dai giorni di Giovanni Battista fino ad oggi il regno dei cieli è preso a forza, i violenti se ne impadroniscono, e desde os dias de João Batista até agora o reino de Deus é tomado à força e os que se utilizam de força apoderam-se dele. poiché tutti i profeti e la legge hanno profetizzato fino a Giovanni. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Ok, cosa significa questo? O que significa isso? Cosa significa che i profeti e la legge hanno profetizzato fino a Giovanni? O que significa que os profetas e a lei profetizaram até João? Vabbè, i profeti, è chiaro, hanno profetizzato, questo è quello che facevano i profeti. Os profetas, é claro que eles profetizaram, e isso era aquilo que faziam os profetas. Cosa significa che la legge invece ha profetizzato? O que significa então que a lei profetizou? Anche la legge A lei também, la legge che Dio aveva dato a Mosè, a lei que Deus deu a Moisés, aveva un profilo profetico. tinha perfil profético. Esattamente. Facciamo un esempio molto comune di questo.
Fazemos um exemplo muito comum disso. Quando Dio ha ordinato a Mosè Quando Deus deu ordem a Moisés di sacrificare l'agnello di Pasqua, de sacrificar o cordeiro na Páscoa, l'agnello di Pasqua, o cordeiro na Páscoa, che fa parte della legge, que faz parte da lei, non è altro che una simbologia não é outro que um símbolo di ciò che Gesù Cristo avrebbe fatto per daquilo noi. que Jesus Cristo iria fazer por nós. Quindi la legge Então a lei ha un profilo, un carattere profetico tem um perfil, um caráter profético, che, come tutto l'Antico Testamento, e como todo o Antigo Testamento punta verso una sola cosa. aponta somente para uma coisa. Cos'è questa cosa? O que é isso? Cos'è che verso cosa tutta la Bibbia punta? O que é em direção a coisa toda a Bíblia aponta? Verso Gesù, Verso de Jesus. verso la venuta di Gesù, Aponta ao retorno de Jesus. verso la morte e la resurrezione di Gesù. Aponta a morte e a ressurreição de Jesus. Adesso che abbiamo capito cosa significa questo versetto, Agora que nós entendemos o que significa esse versículo, cioè che poiché tutti i profeti e la legge hanno profetizzato fino a Giovanni, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, che significa quindi che tutti i profeti e la legge fino a Giovanni, quindi anche Giovanni, hanno profetizzato a proposito di Gesù, che significa quindi che tutta la legge e i profeti que significa então que todas as leis e os profetas, fino a Giovanni, até João, anche ovviamente Giovanni quindi, também João, hanno profetizzato profetizou sulla venuta di Gesù. sua vinda de Jesus, Avendo capito cosa significa questo versetto, entendendo o que significa esse versículo, possiamo andare a capire il nostro versetto principale. nós Cosa podemos significa. entender o nosso versículo principal. Perché abbiamo detto che questi versetti ci parlano di Giovanni Battista, Nós dissemos que esse versículo nos fala de João Batista, che è stato il più grande tra i nati di donna. que é o maior que nasceu de mulher. Dal suo tempo il regno dei cieli è preso a forza Do seu tempo, o reino dos céus é tomado à força. e tutto l'Antico Testamento fino a Giovanni ha profetizzato sulla venuta di Gesù. E todo o Antigo Testamento profetizou sobre a vinda de Jesus. Perché Giovanni Battista è stato il più grande dei profeti? Por que João Batista foi o maior dos profetas? Perché Giovanni Battista è stato il più grande tra i nati di donna? Por que João Batista foi o maior que nasceu de mulher? Cosa ha fatto di così speciale? O que ele fez de tão O chi especial? era di così speciale? O que ele era de tão especial? Sarà che Giovanni Battista è stato il più grande perché è stato messo tante volte in prigione? Será que João Batista era tão grande que ele foi colocado mais vezes na prisão? O perché mangiava le cavallette? Ou porque ele comia gafanhotos? Non per questo. Não por isso. Giovanni Battista è stato il più grande João Batista foi o maior profeta profeta a causa di quello che lui profetizzava, por causa daquilo que ele profetizava, ovvero a quello che lui predicava. aquilo que ele pregava. E Giovanni Battista predicava una cosa: E João Batista ele pregava somente uma coisa: ravvedimento. Arrependimento. arrependimento. Questo è quello che predicava Giovanni Battista. Isso é aquilo que pregava João Batista. E per questo motivo E por esse motivo, lui è il più grande tra tutti i profeti, ele é o maior de todos os profetas. perché Giovanni Battista predicava ravvedimento. Porque João Batista ele pregava arrependimento. Quindi, ricapitolando, Giovanni Battista è il più grande dei profeti perché predicava ravvedimento, Vamos recapitular: João Batista era o maior dos grandes profetas porque pregava arrependimento, e tutta la legge e i profeti hanno profetizzato su Gesù. e todas as leis dos profetas profetizaram sobre Jesus. Cosa c'entra Gesù col ravvedimento? O que tinha entre Jesus com o arrependimento? Premetto che io sono la prima persona Eu sou a primeira pessoa che dice che Gesù è amore, que Jesus é amor. è 100% amore. Jesus é 100% amor. Gesù ci ama di un amore infinito, incondizionato, Jesus nos ama de um amor infinito e incondicionado, di un amore agape, come dice la de um Bibbia, amor ágape, como diz a Bíblia, che è qualcosa che forse noi non riusciamo neanche a capire, que é algo que nós não conseguimos entender, ma è anche vero mas também é verdade che nonostante tutto questo amore, que no obstante todo esse amor, Gesù ha messo delle regole ben precise Jesus colocou regras bem precisas per entrare nel regno dei cieli, para que nós pudéssemos entrar no reino dos céus. quello di cui si parla in quel versetto che stiamo guardando. Isso que nos fala nesse versículo que nós estamos lendo. Gesù ha messo delle regole molto precise Jesus nos colocou regras muito precisas per entrare nel regno dei cieli. para nós entrarmos no reino dos céus. Non è vero Não é verdade che Gesù è sceso sulla terra, ha salvato tutti quanti,
que Jesus veio sobre a terra e salvou todos, ha cancellato la legge cancelou a lei, che ci faceva andare all'inferno, cancelou a lei que nos fazia entrar no inferno, donandoci la grazia. nos dando a graça. Questa è una banalizzazione di ciò che Gesù ha fatto. Isso, eles banalizaram aquilo que Jesus fez. Quello che Gesù ha fatto è molto diverso di questo. Aquilo que Jesus fez é muito diferente disso. È ovvio che Gesù vuole che tutti quanti noi siamo salvati. É claro que Jesus quer que todos nós sejamos salvados. La Bibbia ce lo dice A Bíblia nos diz e Lui è morto sulla croce per noi per questo motivo, que Ele morreu na cruz por nós, por esse motivo, affinché tutti noi fossimo para salvati. que todos nós fôssemos salvos. Ma non tutti noi saremo salvati. Mas não todos nós seremos salvados. E la Bibbia ci dice anche questo. E na Bíblia nos diz também isso. È anche vero che Gesù ci ha dato la grazia É também verdade que Jesus nos deu a graça. e attraverso di questa noi possiamo essere salvi. E através disso nós podemos ser salvos. Ma non è vero che Gesù ha cancellato la legge. Mas não é verdade que Jesus cancelou a lei. Anzi, Gesù ha anche aumentato la legge. Jesus aumentou a lei. Quando nel Sermone del Monte Quando no Sermão do Monte, Gesù diceva, Jesus disse: avete sentito dire, Vocês ouviram dizer, amate i vostri amici e odiate i vostri nemici. amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Io invece vi dico, Eu vos digo. quindi Gesù non ha cancellato la legge, ce n'ha data una nuova. Então Jesus não cancelou a lei, nos deu uma nova. Io vi dico, Eu vos digo, amate i vostri nemici amai os vossos inimigos e pregate per coloro che vi e perseguitano. preguem por aqueles que os perseguem. È più difficile come legge, no? É mais difícil como lei, não? Amare i nostri amici e odiare i nostri nemici, Amar os nossos amigos e odiar os nossos inimigos. gli è buoni tutti, come dicono qua a Verona. Nós somos bons, todos bons a fazer isso. Ma amare i nostri nemici e pregare per chi ci perseguita Amar os nossos inimigos e orar por aquele que nos perseguem è molto più difficile. é muito mais difícil. Gesù dice anche, Jesus nos diz também, avete sentito dire non commettete adulterio, vocês ouviram dizer não cometam adultério? ma io vi dico, Mas eu vos digo, quindi non cancella la legge ma ce ne dà un'altra, não cancela a lei, mas nos dá um outro. se anche pensate nel commettere adulterio, Se vocês pensarem em cometer adultério, state peccando. vocês já pecaram. È molto più difficile, no? É muito mais difícil. Quindi Gesù non è venuto a cancellare la legge, Jesus não veio cancelar a lei. anzi ci ha dato una legge molto più pesante di quella che c'era prima. Jesus nos deu uma lei muito pesada. Ma allora dove sta in tutto questo l'amore di Dio, no? Mas onde está em tudo isso o amor de Deus? L'amore di Dio noi lo vediamo nel versetto di Giovanni 3,16, No amor de Deus, nós vemos no versículo 3,16 de João, in cui dice che Dio ha tanto amato il mondo da donare il suo unigenito figlio, em que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que doou o seu Filho affinché chiunque crede in Lui para que todos aqueles que creem nele non perisca ma abbia vita eterna. não pereça, mas tenham a vida eterna. Abbiamo già detto cosa significa credere nelle settimane passate, non voglio stare qua a ripeterlo. Nós já falamos sobre aquilo o que é crer nas semanas passadas. Ma ciò che è importante capire è che Gesù ha messo delle regole ben precise per andare in paradiso. Mas aquilo que nós precisamos entender é que Deus colocou regras bem precisas para que nós entrarmos no paraíso. E la prima di queste è il ravvedimento. E a primeira dessa é o arrependimento. Quando nel giorno di Pentecoste, Quando no dia de Pentecoste, quando gli apostoli sono stati battezzati per la prima volta con lo Spirito Santo, quando os apóstolos foram batizados pela primeira vez com o Espírito Santo, sono usciti tutti in strada, hanno cominciato a parlare in lingue eles saíram pelas estradas e começaram a falar em línguas. e tutte le persone che erano lì intorno hanno cominciato a dire ma questi sono ubriachi, no? Mas todas as pessoas que eram ao redor disseram: esses são bêbados. E Pietro E Pedro fa quello che è il primo sermone, la prima predica dell'era apostolica, Pedro faz a primeira pregação da era apostólica. spiegando che non erano ubriachi ma sono stati battezzati con lo Spirito Santo. Explicou que eles não estavam bêbados, mas foram batizados com o Espírito Santo. E allora quelle persone che erano lì hanno detto vogliamo anche noi questo, come facciamo ad averlo? E as pessoas que estavam ali disseram: nós queremos também isso, como nós podemos fazer? Sapete Pietro cosa gli ha risposto? Sabe o que Pedro respondeu? Dovete seguire la prima regola di Gesù. Vocês precisam seguir a primeira regra de Jesus. Ravvedetevi e siate battezzati. Arrependei-vos e sejam batizados. Il ravvedimento è la prima regola per vivere la vita eterna, per entrare nel regno dei cieli. O arrependimento é a primeira regra para entrar no reino dos céus. Allora se Giovanni Battista ha predicato il ravvedimento e Gesù
ha messo il ravvedimento come prima regola per salvarti, Então, se João Batista pregou arrependimento e Jesus colocou como primeira regra para se salvar, questo è il contesto che abbiamo visto. Prima Giovanni Battista predicava il ravvedimento esse é o contexto que nós vimos. Antes, João Batista pregou o arrependimento. e Gesù Gesù, che è colui su quale tutti i profeti e la legge hanno predicato, ha messo il ravvedimento come prima regola per la salvezza. Jesus e todos os profetas que andam pregados colocaram o arrependimento como primeira regra para a salvação. Il versetto che ci sta in mezzo, O versículo que está no meio, che ci parla del regno di Dio che è preso a forza, que fala do reino de Deus que é tomado à força, significa che coloro che prendono questo regno di Dio significa que aqueles que pegam o reino de Deus sono coloro são aqueles che sono abbastanza forti, que são bastante fortes, abbastanza coraggiosi, bastante corajosos, abbastanza violenti bastante violentos da abbandonare il peccato para abandonar o pecado e arrivare al ravvedimento, para chegar ao arrependimento. perché questo è il modo per prendersi il regno di Dio, Porque esse é o modo para entrar no reino de Deus, vivere il ravvedimento nelle nostre vite. viver o arrependimento nas nossas vidas. Questo è il significato di questo versetto. Esse é o significado desse versículo. Il regno dei cieli che è preso a forza O reino dos céus que é tomado à força attraverso il contesto di ciò che ci sta intorno. através do contexto que está ao redor. Possiamo capire Nós podemos che il entender. regno dei cieli è preso a forza da coloro che hanno la forza di ravvedersi. Nós entendemos que o reino dos céus é tomado à força daqueles que têm coragem para se arrepender. Perché questo è il modo che Dio ha progettato affinché noi potessimo ricevere la salvezza. Esse é o modo que Deus projetou para que nós recebêssemos a salvação. Ma nei minuti che ci rimangono, Nos minutos que nos restam, sulla base di quello che abbiamo appena scoperto sul regno di Dio, sobre aquilo que nós acabamos de descobrir sobre o reino de Deus, è un'attitudine é uma atitude che ho poeticamente chiamato, que eu politicamente chamei, ho poeticamente definito come titolo di questa predica, eu politicamente defini como título dessa pregação, la forza di un regno preso a forza. a força de um reino tomado à força. Un bel titolo, no? Perché nel regno dei cieli Porque no reino de Deus esiste una forza, existe uma força, un principio, princípio, un'attitudine uma atitude che a noi esseri umani que para nós, seres humanos, sembra qualcosa di sovrannaturale, parece algo de sobrenatural. molte volte sembra qualcosa di impossibile da vivere, Muitas vezes parece algo de impossível de viver, che è una cosa soltanto di Dio, que é uma coisa somente de Deus, ma è proprio attraverso questa attitudine, questa forza, questo principio, mas é próprio através dessa atitude, dessa força, desse princípio, questa forza sovrumana, com essa força che il sobre-humana, ravvedimento delle nostre vite que é o arrependimento das nossas vidas, può avere un effetto per portarci alla vita eterna. pode ter um efeito para nos levar à vida eterna. Perché senza questa attitudine Porque sem essa atitude, il nostro ravvedimento non servirebbe a nulla. o nosso arrependimento não serve a nada. Cos'è questo principio? Cos'è questa attitudine del regno dei cieli? O que é esse princípio? O que é essa atitude no reino dos céus? Il perdono. O perdão. Il perdono O perdão è quella forza sovraumana, é aquela força sobrenatural, quella cosa impossibile da fare molte volte per noi umani, aquilo impossível para fazer por nós humanos, che fa sì che il nostro ravvedimento que faz com que o nosso arrependimento possa avere un qualche valore nel regno dei cieli. possa ter um valor no reino dos céus. Se non ci fosse il perdono di Dio, Se não fosse o perdão de Deus, il ravvedimento non avrebbe valore. o arrependimento não tinha valor. Gesù è morto in croce per perdonarci dai nostri peccati. Jesus morreu na cruz para nos perdoar dos nossos Sta pecados. scritto in Matteo 26, versetto 28, Está escrito em Mateus 26, versículo 28. quando Gesù sta mangiando l'ultima cena con i suoi apostoli. Quando Jesus está fazendo a última ceia com os seus apóstolos, Gesù prende il vino Jesus pega o vinho, e dice: questo è il mio sangue, esse é o meu sangue, è il sangue del patto che è versato per molti, é o sangue do pacto que foi derramado para muitos, per il perdono dei peccati. para o perdão dos pecados. Per il perdono dei peccati. Para o perdão dos pecados. La morte di Gesù, A morte de il Jesus, sangue di Gesù, o sangue de Jesus, nel quale noi gridiamo: c'è potere nel sangue di Gesù, no qual nós gritamos, tem poder no sangue de Jesus, ma
il vero principio dello spargimento del sangue di Gesù. O verdadeiro princípio do derramamento do sangue de Jesus. Il primo obiettivo del sangue di Gesù O primeiro objetivo do sangue de Jesus era il perdono dei nostri peccati. é o perdão dos nossos pecados. È vero che attraverso la grazia É verdade que através da graça, che tutti quanti noi siamo stati perdonati. todos nós fomos perdoados. E quando noi ci ravvediamo, Quando nós nos arrependemos, questa grazia ci raggiunge. essa graça nos alcança. E pensate, noi siamo completamente sporchi dal peccato, Vocês pensem que nós somos completamente sujos do pecado. noi ci ravvediamo, Nós nos arrependemos, abbiamo questa forza, temos essa questa força, violenza di prenderci il regno dei cieli attraverso il ravvedimento dei nostri peccati. essa violência de tomar o reino dos céus através Attraverso il ravvedimento. do arrependimento. E quando ci ravvediamo noi veniamo puliti Quando nós nos arrependemos, nós somos limpos attraverso il perdono dei nostri peccati. através do perdão dos nossos pecados. Questa forza, questo principio del regno dei cieli. Essa força, esse princípio do reino dos céus. Ma cosa succede Mas o que acontece se noi, se nós, dopo il nostro ravvedimento, depois do nosso arrependimento, pecchiamo di nuovo? pecamos novamente? Cosa succede alla nostra vita? O que acontece na nossa vida? La grazia che Gesù ci ha dato A graça que Jesus nos deu fa sì che noi possiamo fare quello che vogliamo e saremo sempre puliti, faz com que nós podemos fazer aquilo que nós quisermos e estaremos sempre limpos, bianchi come la neve. brancos como a neve. Se fosse così, Se fosse assim, Gesù stesso sarebbe ingiusto, no? Jesus mesmo seria injusto. Se io dopo che mi sono ravveduto, battezzato e tutto comincio ad andare in giro a fare cose sbagliatissime, Se depois que eu me arrependi, eu me batizei, eu vou em giro fazendo coisas erradas. e Gesù viene e mi dice tranquillo, non c'è problema, Jesus não vai, me diz tranquilo, não tem problema. è una cosa molto sbagliata, una É cosa uma molto coisa muito ingiusta, no? esbalhata, muito injusta, muito errada. E infatti non è così. Não é assim. Quando noi pecchiamo, Quando nós pecamos, anche dopo il nostro ravvedimento, também depois do nosso arrependimento, noi ci sporchiamo nuovamente. nós nos sujamos novamente. Infatti in 1 Giovanni 1,9 Em João 1:9 c'è scritto che se noi confessiamo i nostri peccati, diz assim: se não confessarmos os nossos pecados, Lui è fedele Ele é fiel da perdonarci e purificarci. para nos perdoar os pecados e nos purificar. Non ci sarebbe bisogno di questo versetto se noi potessimo fare tutto quello che vogliamo, no? Não seria preciso esse versículo se nós poderíamos fazer tudo aquilo que nós quiséssemos. E non è così. Mas não é assim. Noi non possiamo tornare a fare tutto quello che vogliamo. Nós não podemos fazer tudo aquilo que nós queremos. E ogni volta che noi sbagliamo, Todas as vezes que nós erramos, ogni volta che noi pecchiamo, todas as vezes que nós pecamos, ogni volta che noi cadiamo, todas as vezes que nós caímos, noi torniamo a sporcarci. nós nos tornamos a nos sujar. Ma c'è una cosa Mas tem algo che Gesù ci chiede di fare. que Jesus nos pede para fazer. E è quello che abbiamo appena letto. É aquilo que nós lemos. Andare ai suoi piedi É ir aos seus pés e chiedere perdono. e pedir perdão. E chiedere perdono. E pedir perdão. Chiedere perdono è una delle cose che Gesù vuole che noi facciamo. Pedir perdão é uma das coisas que Jesus quer que nós façamos. Perché se noi non chiediamo perdono, Porque se nós não pedimos perdão, noi resteremo sporchi. nós vamos permanecer sujos. E non voglio stare qua oggi a dibattere Eu não quero estar aqui hoje a debater. se qualcuno pensa che una volta salvo sono salvo per sempre, Eu não quero estar aqui e fazer esse debate que uma vez salvo para sempre. oppure no. Ou talvez não. Ma quello che voglio dirti Mas o que eu quero te dizer è fai attenzione alla tua salvezza. é faz atenção à tua salvação. Prendi cura della tua salvezza. Cuide da sua salvação. Perché quando tu vai a piedi di Gesù, Porque quando você vai nos pés de Jesus, dopo aver sbagliato, depois que você errou, dopo aver peccato, dopo essere caduto, depois que você caiu, e tu chiedi perdono a Gesù, e você pede perdão ao Senhor, Lui è potente da purificarti nuovamente, Ele é potente para nos limpar novamente, affinché tu possa essere puro para que você seja puro per prendere la tua salvezza. para tomar a sua salvação.
Voglio finire questa parola con un'ultima cosa, Eu quero terminar essa palavra com uma última coisa, perché sarebbe tutto bello se fosse così. porque seria todo belo se fosse assim. Tutto in relazione al perdono tra me e Dio. É tudo em relação ao perdão entre eu e Deus. Ma Dio Mas Deus non vuole não quer che noi chiediamo perdono solo a Lui. que nós pedimos perdão só para Ele. Dio vuole Deus quer. che noi chiediamo perdono anche alle altre persone. Deus quer que nós pedimos perdão também para as outras pessoas. E una cosa ancora più difficile. É uma coisa ainda mais difícil. Sapete quell'attitudine che abbiamo detto prima del regno dei cieli? Sabe aquela atitude que nós dissemos antes do reino dos céus? Questa attitudine sovraumana Essa atitude sobre-humana che Dio ha di perdonarci. que Deus tem em nos perdoar. Dio vuole Deus quer che noi l'abbiamo con le altre que persone. nós tenhamos com essas outras pessoas. Pensate che cosa grandiosa. Pensem que Paurosa. algo tão grande. Dio vuole che noi perdoniamo le altre persone. Deus quer que nós perdoamos as outras pessoas. E non vuole che noi perdoniamo le altre persone solamente così, no? Come un dai, perdonalo che non c'è problema. Deus não quer que nós perdoamos as pessoas da boca para fora. Vai, eu vou perdoar porque não tem problema. Sentite cosa dice la Bibbia nel Vangelo di Matteo, Ouçam o que diz na Bíblia, no Evangelho de Mateus, capitolo 6, capítulo 6, versetto 14 e 15. 14 e 15. Dopo finiamo, ma molta attenzione a questi due versetti. Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche voi. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se Quindi un attimo, se voi perdonate alle altre persone le loro colpe, scusami, se vocês perdoarem aos homens as suas ofensas, Dio perdonerà anche voi. Deus vai perdoar vocês também. Quindi una persona ti fa una cosa cattiva, Então uma pessoa te faz algo de ruim, se tu la perdoni, se você perdoa, pensa che bello, Dio perdonerà anche te Deus vai perdoar você também. per tutte le cose sbagliate che fai. Por todas as coisas erradas que você fez. E io credo Eu creio che questo perdono che Dio ti dà que esse perdão que Deus te deu ti farà raggiungere la salvezza. vai te fazer chegar até a salvação. Perché se Dio non ti dà il perdono, Porque se Deus não te dá o perdão, tu non puoi raggiungere la salvezza. você não pode chegar à salvação. Versetto successivo è ancora più bello. O versículo depois é ainda mais bonito. Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Se porém não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará vossas ofensas. Fate un sorriso gioioso adesso. Dê sorriso alegre agora. Se voi non perdonate Se vocês não perdoam il vostro marito, o seu marido, la vostra moglie, a sua mulher, i vostri figli, i os vostri seus genitori, filhos, o se non perdonate il vostro amico, la você vostra não perdoa amica, os seus amigos, a sua amiga, se voi non perdonate il vostro collega di lavoro, se vocês não perdoam o seu o amigo de vostro compagno trabalho, di scuola, teu companheiro de escola, se voi non perdonate il fratello, la sorella della chiesa, se vocês não perdoam o teu irmão e a irmã da igreja, se voi non perdonate tutte queste persone, se vocês não perdoam essas pessoas, fate un bel sorriso felice, façam um belo sorriso, neppure il Padre vostro nem o Pai, o teu Pai, perdonerà le vostre colpe. vai perdoar as vossas culpas. Siamo felici? Somos felizes? Quindi io ti invito in questo momento a girarti verso la persona che è più vicina a te Eu te convido então neste momento a girar para a pessoa que está perto de você, che probabilmente è la persona con cui vivi di più, o forse no, ma que magari provavelmente sì. é a pessoa que você vive, E dici così, ti chiedo perdono. e diz para a pessoa que está ao teu lado, eu te peço perdão. Fai questa bella cosa, perché la Bibbia ci chiede di fare questo. Faz essa bela coisa, porque a Ti Bíblia chiedo diz, perdono. te peço perdão. Adesso fai Agora- la cosa più difficile Agora faz a coisa mais difícil, e che profeticamente sia una cosa vera. e profeticamente seja uma coisa verdadeira. A questa persona digli io ti perdono. Essa pessoa diz, eu te perdoo. Questa è un'attitudine Essa é uma atitude che ci permetterà que nos permitirá di afferrare
de segurar con forza com força il regno dei cieli. o reino dos céus. Quando noi ci ravvediamo Quando nós nos arrependemos e dopo il ravvedimento e dopo o arrependimento, noi chiediamo perdono a Dio per ogni nostro peccato. nós pedimos perdão para Deus de todos os nossos pecados. E come Dio perdona a noi i peccati, Como Deus perdoa nossos pecados, anche noi li perdoniamo a coloro che dobbiamo perdonare. também nós perdoamos a quem nós tivemos que perdoar. Allora così Então assim, Dio farà un gran lavoro per la nostra salvezza. Deus vai fazer grande trabalho para nossa salvação. Amen. Amém? Perdonatemi alcuna cosa e vi chiedo di alzarvi in piedi. Me perdoem se por alguma coisa. Facciamo una preghiera. Vamos fazer uma oração. Che Dio possa perdonare i nostri peccati. Que Deus possa perdoar os nossos pecados. Un po' di tempo fa, è da un po' di tempo, É dar pouco de tempo, da quando ho cominciato tutti questi studi su questo versetto, de quando eu comecei todos esses estudos sobre esse versículo, che prima di predicare, que antes de pregar, praticamente sempre, praticamente sempre, nella preghiera che faccio, na oração que eu faço, oltre a chiedere a Dio che, proprio nella preghiera che faccio qua sul pulpito, próprio na oração que eu faço nesse púlpito, oltre a chiedere a Dio che possa questa parola mettere radici, mettere frutto, benedire la Chiesa, eu oro para que essa palavra entre no coração das pessoas. sempre chiedo che Dio perdoni i miei peccati Eu peço sempre que Deus perdoe os meus pecados, e anche di chi sta traducendo. também de quem está traduzindo. Una volta mi è stato detto così: Uma vez alguém me disse assim: devi smetterla di fare una preghiera di questo tipo, você tem que parar de fazer uma oração desse tipo, se no la Chiesa penserà che tu sei il peggiore dei peccatori. senão a igreja vai pensar que você é pior dos pecadores. Se tutte le volte preghi davanti al pulpito che Dio ti perdoni. Se todas as vezes que você ora na frente do púlpito que Deus te perdoe. Ma io credo anche Mas eu também penso che è necessario che noi preghiamo per i nostri peccati. que é necessário que nós oramos pelos nossos È pecados. necessario in ogni momento che noi chiediamo perdono a Dio per i nostri É peccati. necessário que nós pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados. E ancora di più quando pubblicamente noi facciamo qualcosa per il regno di Dio, E ainda mais quando nós publicamente fazemos alguma coisa para o reino de Deus. chiediamo a Dio che perdoni i nostri peccati. Pedimos a Deus que perdoe os nossos pecados. Perché se io non sono puro davanti a Dio, Porque se eu não sou limpo diante de Deus, come potrò portare un messaggio di purificazione alla Chiesa di Dio? como eu posso levar uma mensagem de purificação diante da igreja do Senhor? Che Dio perdoni i nostri peccati, Que Deus perdoe os nossos pecados, aiutandoci ad afferrare la nostra salvezza. ajudando-nos a tomar a nossa salvação. Amen. Padre, nel nome di Gesù ti vogliamo ringraziare questa sera per ogni parola, Signore, che possa avere in qualche modo toccato il nostro cuore, portando un cambiamento, una trasformazione alle nostre attitudini, Signore, di vita. Che noi possiamo, Signore, portare più considerazione a ciò che rappresenta il perdono per noi cristiani. Che noi dobbiamo essere sicuri, Signore, che noi siamo puri, siamo limpidi davanti a te, Signore, bianchi come la neve, come la tua parola ci dice, per raggiungere, Signore, quella salvezza che tu hai preparato per tutti quanti noi. Che, Signore, chi ancora non ha vissuto un ravvedimento nella sua vita possa raggiungere questo ravvedimento sapendo che questa è la forza che ci può portare ad afferrare il regno di Dio. Ma non solamente questo, Signore, perché tutti quanti noi umani siamo peccatori, Signore, tutti quanti noi cadiamo. Allora io ti chiedo che ognuno di noi, Signore, possa avere l'altrettanta forza di andare ai tuoi piedi, dove il tuo sangue è stato versato per noi, quel sangue che può purificarci dei nostri peccati, e lì confessiamo a te i nostri peccati per tornare, Signore, a essere puri, a essere candidi e a raggiungere, Signore, a afferrare con violenza, con forza questa salvezza che ci sta aspettando, per la quale tu ci hai salvato, per la quale tu ci hai riscattato, per la quale tu hai donato il tuo unigenito figlio. Ancora una volta, Signore, voglio pregarti per i battesimi di domani, che possano essere, Signore, un urlo, Signore, di salvezza di questa Chiesa.
che sia, Signore, per queste 3 persone che si battezzeranno un momento indimenticabile, un momento di nuova nascita, ma che tutti quanti noi attraverso questi battesimi possiamo prendere questa fiducia che il regno dei cieli sta avanzando in mezzo a noi, che noi facciamo parte di tutto questo, e per continuare a fare parte noi dobbiamo vivere una vita di santificazione, una santificazione che comincia dal riconoscere e chiedere perdono a te per i nostri peccati. Io ti prego per questo nel nome del tuo figlio Gesù. Amen. Io mi arrendo a te, riconosco che sei il mio Signore, qui davanti a ciò che voglio è solo adorare. Io mi arrendo a te, riconosco che sei il mio Signore, qui davanti a
mentre stavo cantando qua, il Signore mi ha fatto ricordare una cosa, che mia mamma, lei vede tutte le live che facciamo qua, adesso che facciamo in portoghese, anche la traduzione, lei vede tutte le live. E in una di queste live lei ha scritto: meraviglioso questo culto, benedetto questo culto, è mancato solo una cosa. E io voglio obbedire alla mia mamma in questo momento. Oggi è stato pregato sul perdono, sul ravvedimento. E io so che ci sono persone qua in cui Gesù vuole che ritorni sulle sue braccia, che Gesù vuole che abbia un nuovo inizio con Lui. E mia mamma mi diceva così: è mancato solo l'appello finale, perché io so che in quella chiesa c'era qualcuno che voleva accettare Gesù in quel giorno. Io volevo chiedere a te in questo momento, se tu vuoi accettare Gesù come tuo unico sufficiente Salvatore della tua vita, se você vuoi dichiarare che Gesù è il Signore della tua casa e della tua vita, è il Signore del tuo cuore. Io voglio sapere se tu questa sera vuoi ritornare tra le braccia del Padre, se tu eri lontano e se tu vuoi ancora venire tra le braccia del Padre. Io ti invito a venire qua davanti, ti invito a fare un passo e venire qua davanti. Io ti invito a venire qua a ricevere questa preghiera e dichiarare pubblicamente al Signore: Signore, tu sei il Signore della mia vita. Il Signore del perdono è qui questa sera, il Signore del ravvedimento è qui questa sera. E oggi è stato predicato su di questo, e il Signore ci dà un'opportunità di fare questo. E quindi io volevo chiederti, se tu hai questo desiderio nel tuo cuore, se tu hai questo desiderio nella tua vita di ricevere Gesù come teu único suficiente Salvador, se você quer aceitar o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador, eu te convido a vir até avante neste momento. Eu te convido a chegar até neste lugar, neste momento. Se você quiser declarar o nome do Senhor, que o Senhor é o Senhor da sua vida, o Senhor da sua casa, eu te convido a se chegar mais uma vez diante deste altar. Enquanto nós cantamos, enquanto nós continuamos a cantar, o Senhor te dá um tempo para você refletir sobre a tua vida, sobre a direção que está andando a sua vida, sobre aquilo que você tem feito, sobre o vazio que talvez você tenha sentido dentro do teu coração, o vazio que você tenha sentido dentro da tua alma. O Espírito Santo diz: eu sou aquele que preenche todo esse vazio. Enquanto nós cantamos, eu te convido a vir até aqui para nós orarmos junto com você. E eu creio que será um novo início extraordinário para a tua vida. Spesso ogni catena, scioglie ogni laccio mentre ti adoro, fasciami ferita
tutto quello che abbiamo fatto. Può darci ravvedimento, quello vero, Signore, quello vero. Può darci ravvedimento, quello sincero, Signore. Signore, vuole darci ravvedimento, quello col cuore puro. Può darci ravvedimento, col cuore che trasborda davanti a te, Signore. Può darci ravvedimento, Signore, non soltanto dalla bocca, Signore, ma direttamente dal nostro cuore, Signore. Può darci un rivelamento sincero con te, Signore. Padre, perché noi capiamo, Signore, che siamo agli ultimi giorni sulla terra. E Pai, Signore, ci sta chiamando a un ravvedimento sincero, a un ravvedimento sincero ai tuoi piedi, Signore. Non soltanto dalla bocca in fuori, Signore, ma con esempi, Signore, con dedicazione, con ogni giorno, Signore, uccidendo la nostra carne per vivere, Signore, ciò che il Signore vuole nella nostra vita. Signore, portaci un ravvedimento sincero, porta a noi questa chiesa un ravvedimento sincero, Signore. In nome di Gesù, Signore, guarisci, Signore, che noi possiamo essere una chiesa guarita, Signore. Il ravvedimento porta guarigione, Signore. Il ravvedimento porta guarigione. Il ravvedimento porta trasformazione per la nostra vita. In nome di Gesù, Signore. In nome di Gesù. In nome di Gesù. In nome di Gesù. In nome di Gesù. Sai una cosa? La sorella Goia non era mai venuta davanti a accettare Gesù. Io quando avevo 10 anni di età, io sono nata nella casa cristiana e io pensavo di essere già credente. Io pensavo di essere già credente e è venuto un pastore nella mia chiesa e ha detto: quanti qua sono nati nella chiesa? Quanti qua sono nati in una famiglia già cristiana? E io con molto orgoglio ho alzato tutte e due mani, pensavo, cioè, wow. Ma lui ha detto: tu vuoi accettare Gesù come tuo unico sufficiente Salvatore? Perché Dio è una scelta personale nostra. Io vedendo la sorella Goia qua un giorno prima del battesimo e che noi non avevamo fatto ancora questo gesto con lei, io credo che il Signore mi ha fatto ricordare questo momento in cui io ho accettato Gesù pensando di aver già accettato, pensando di essere già credente. E in quel giorno ho confessato Gesù come il mio unico sufficiente Salvatore. Io avevo 10 anni di età, 10 anni di età. Perché essere figlio avere un papà cristiano, avere una mamma cristiana, non ci fa cristiano, ci fa cristiano come noi dichiariamo con la nostra bocca che noi accettiamo Gesù nel nostro cuore come unico e sufficiente Salvatore della nostra vita. Amen. Amen. Gloria a Dio per questo culto, gloria a Dio per le sorprese che oggi Lui ci ha riservato. Stiamo già finendo il nostro culto, ma prima di finirlo, se è il momento degli auguri, io ti chiedo di alzarti in piedi e fare un applauso a Dio per tutto quello che Lui ha fatto qua in mezzo a noi questa sera. Che ogni momento di questo culto, qualunque cosa che possa aver toccato il nostro cuore, dalle preghiere, dalla predicazione alla lode, tutto quanto è merito suo e a Lui va l'onore, la gloria e l'adorazione per tutto ciò che Lui ha fatto in mezzo a noi e ancora farà in mezzo a noi. Amen. Bene, siamo pronti per i nostri tanti auguri. Vorrei invitare qua mezza chiesa più o meno. Allora cominciamo a vedere Luciano, partiamo da qua. Luciano, prego. Poi Marinei, prego Marinei. Poi purtroppo manca la Natalia. Poi Giordano. Ah, manca anche Giacomo, com'è? Ma allora pensavo che c'era mezza chiesa. Qualcun altro c'è? No, da Giacomo Attivia che non sto bene. Solo tanto. Anche la Geula. Di nuovo, santo cielo. Augusto ormai. La Sarigna non è mai venuta. No, la Sarigna non è mai venuta.
Vieni Sarina, dai a fare gli auguri per il compleanno. Qualcun altro? Robinson, è stato il tuo compleanno questa settimana? Sicuro? Solo voi? Gideon? Laida? No? Vabbè, dopo prendo le carte di identità di tutti e controlliamo. Vabbè, allora facciamo una preghiera solo per loro 4. La settimana prossima prendiamo anche gli altri. Alziamo le nostre mani per benedire la vita di Luciano, di Giordano, di Marinè che questa settimana hanno compiuto gli anni, e anche di Sara che qualche mese fa ha compiuto gli anni. Amen. Padre, nel nome di Gesù vogliamo ringraziarti, Signore, per la vita di questi tuoi figli e per quest'anno che hanno compiuto. Io ti chiedo, Padre, che tu li possa benedire, tu possa riempire la loro vita, la loro casa, Signore, della tua gioia, della tua allegria, della tua felicità, Signore, e anche del tuo spirito, della tua presenza. Benedici questo nuovo anno, regalando a loro il meglio del cielo per la loro vita. Io ti chiedo questo nel nome di Gesù. Amen. Tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi. Parabéns pra vocês nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Amen. Allora che Dio possa benedire la settimana di tutti quanti noi, che possa benedire la giornata di domani in cui tutti noi saremo presenti in nome di Gesù ai nostri battesimi, ma che possa riempire la vita di tutti quanti noi, la nostra settimana, di gioia, di pace, prosperità, salute, delle migliori benedizioni che Dio ha per tutti quanti noi, e che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e che lo Spirito Santo di Dio possano essere con tutti quanti noi, e insieme come uno in Cristo possiamo dire Amen.